I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro centrale, ricavato da un'ampia bottega, posta ad un angolo di un palazzo di via Arnando Poerio alla ferrovia, cominciò a funzionare con l'impresario Antonio Adamo nel settembre del 1909. La sala comprendeva 150 posti e una barcaccia per altre 100 persone. Al minuscolo palcoscenico si accedeva attraverso un attiguo palazzo. Lo frequentavano piccoli commercianti, venditori ambulanti, manovali e ragazzini delle vicine zone di Porta Capuana. Tuttavia, nei programmi, il più delle volte scritti a mano, figurarono cantanti popolarissimi come Fiorgenti, Rubino, Sivoli. Nel 1928 il Centrale cominciò a proiettare i film. Nel 1963 si trasformò in circolo ricreativo. Dopo il 1969 alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate